La strada di cui vi parlo è corta, poche decine di metri, ad ovest di Milano, a pochi passi dallo stadio di San Siro. La strada è intitolata Stanislao Cannizzaro. Ma chi era davvero quest'uomo nato a Palermo nel 1826 e morto a Roma nel 1910? Cannizzaro non è stato solo un chimico geniale, ma anche un patriota, un professore, un riformatore dell'istruzione e persino un politico di rilievo nazionale. Il suo contributo ha segnato in profondità la storia della scienza italiana ed europea. Fin da giovane Stanislao mostra una mente brillante e curiosa. Rimasto orfano di padre a soli 10 anni, si appassiona alla filosofia, alla matematica e in particolare alla fisiologia. È proprio questo interesse che lo porta a scoprire la chimica, disciplina che studia inizialmente da autodidatta, facendo esperimenti, ovviamente, in casa. La sua carriera scientifica prende slancio nel 1845, quando, grazie anche a Raffaele Peria, entra nel laboratorio di chimica dell'Università di Pisa. Ma Cannizzaro non è solo un uomo di scienza. Appena 2 anni dopo, nel 1848, si ritrova al centro dei moti rivoluzionari in Sicilia. Viene eletto deputato, partecipa alla resistenza contro i Borboni e dopo la caduta della rivoluzione è costretto all'esilio. A Parigi lavora con i migliori scienziati del tempo e nel 1851 approda all'insegnamento. È ad Alessandria che nel 1853 scopre la celebre reazione di Cannizzaro, un processo fondamentale nella chimica organica ancora oggi studiato in tutto il mondo. Ma il suo capolavoro arriva nel 1858, Sunto di un corso di filosofia chimica, un testo rivoluzionario. Con chiarezza esemplare Cannizzaro spiega come calcolare i pesi atomici degli elementi partendo dalla legge di Avogadro. Questa intuizione diventa uno dei capisaldi della chimica moderna. La sua autorevolezza è tale che nel 1860 viene invitato al congresso di Karlsruhe, un evento che segna una svolta nella storia della chimica. Tra i presenti c'è anche un giovane russo, Dmitry Mendeleev, che proprio da lì inizierà a sviluppare la tavola periodica degli elementi. Cannizzaro torna poi in Sicilia con l'arrivo di Garibaldi e dedica i suoi anni successivi all'insegnamento, prima a Palermo e poi a Roma. Qui fonda la Gazzetta Chimica Italiana, diventa senatore, vicepresidente del Senato e si batte per l'educazione scientifica nel nuovo Stato italiano. Nel 1891 riceve la prestigiosa medaglia Koplev, uno dei più alti riconoscimenti scientifici al mondo, e nel 1926, 16 anni dopo la sua morte, le sue spoglie vengono traslate nella chiesa di San Domenico a Palermo, il Pantheon dei siciliani illustri. Oggi porta il suo nome un cratere sulla Luna, ma anche una regola fondamentale della chimica e poi ovviamente anche qualche scuola in giro per l'Italia. Ma dietro quel nome su una targa c'è molto, molto di più. C'è la storia di un uomo che ha saputo unire l'amore per la scienza con l'impegno civile e che da Palermo al congresso di Karlsruhe ha lasciato un'impronta indelebile nella storia del sapere.